governatore Zaia riunisce deputati e senatori eletti in Veneto e lancia l'appello: qualunque sia il vostro partito, lottate in Parlamento per l'autonomia. Furto in un'enoteca di Zelarino, ingente il bottino, il titolare ha pubblicato la foto del ladro su Facebook, così dice: facciamo vedere di non aver paura. Un altro servizio andato in onda ieri sera alle Iene aggraverebbe la posizione del medico mestrino che abuserebbe delle pazienti, si parla di ipnosi. Mentre si attende il nuovo governo, la Capitaneria di Porto ha emanato l'ordinanza che dovrebbe diminuire del 10-15% i passaggi in bacino San Marco e nel canale della Giudecca. Stasera alle 21:15 torna a Ring, sotto i riflettori, il business dell'accoglienza migranti, ritornato alla ribalta dopo l'inchiesta fanpage, collegamento in diretta con i residenti di Cona. Tanti auguri a Patti Pravo che oggi compie 70 anni, oltre 50 anni di carriera, veneziana di fama internazionale, ha fatto innamorare intere generazioni. Basket, l'Umana Reyer rientra da Reggio Emilia con un 76-81, mantenendo il secondo posto in classifica e rispondendo alle vittorie di Milano e Brescia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la politica. Il governatore Luca Zaia ha incontrato questa mattina a Venezia i deputati e i senatori neoeletti nella nostra regione. A tutti loro ha rivolto un appello: mettete il Veneto prima del vostro partito e lottate a Roma per l'autonomia. Qui sono stati invitati i parlamentari eletti in Veneto e i veneti eletti fuori dal Veneto. Rappresentate una regione che mette al primo posto delle aspettative ovviamente il tema dell'autonomia. Una cinquantina di deputati e senatori veneti hanno risposto all'appello del governatore Luca Zaia, che ha voluto riunire tutti gli eletti per chiedere loro garanzie sulla battaglia che dovranno affrontare in Parlamento per l'autonomia del Veneto. Io spero che la squadra veneta si faccia sentire. Dalla mia modesta esperienza di nazionale e di ministro, ho visto che altre squadre, quando ci sono interessi territoriali, in maniera trasversale alla politica si fanno sentire. Non capisco per quale maniera non si possa partire questo giro con questa legislatura col piede giusto. Presenti esponenti di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Ciascuna di esse, pur con qualche distinguo, ricorda il governatore, si è dichiarata a favore dell'autonomia. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, a prescindere dai colori dell'esecutivo che andrà a insediarsi. Il governo comunque di riffo di raffa si fa, sarà questione di qualche giorno, qualche settimana, ma si farà qualcosa. Dopodiché io dico che per me è fondamentale che la squadra veneta che è in Parlamento, che è lì e che non se ne andrà a casa, difenda fino in fondo l'autonomia. Difendere l'autonomia vuol dire avere rispetto per i veneti che l'hanno richiesta. Il 22 ottobre in Calza Zaia la stragrande maggioranza dei veneti è uscita sotto una pioggia torrenziale per votare su questo tema. È una richiesta che ci fanno tutti, dall'anarchico a chi non ha mai mancato un'elezione. Anche se qualcuno dice che non ci sono i numeri per fare un governo, i numeri per fare l'autonomia invece ci sono tutti. Io penso che i parlamentari vadano in Parlamento a rappresentare prima il popolo veneto e poi i loro partiti. Quindi sono dei temi sul territorio che non hanno ideologia politica, cioè quello dell'autonomia, quello di portare le Olimpiadi, quello di risolvere il problema delle mamme e dei FAS, il tema del teatro stabile del Veneto e molto altro ancora. Qui la politica se ne deve star fuori e ci vuole l'operatività veneta. Appello raccolto dai parlamentari di tutte le forze politiche che rinnovano le promesse della campagna elettorale. Promesse ne sono state fatte molte in questi 30 anni, si è visto veramente molto poco. Questo forse è l'ultimo treno, perché se non va stavolta i cittadini anche si arrabbiano. Ma hanno anche ragione di arrabbiarsi. D'altronde al 22 ottobre, quando abbiamo fatto il referendum per l'autonomia del Veneto, tutti i partiti alla fine ci hanno aiutato, erano favorevoli a questa autonomia. In campagna elettorale tutti ne hanno parlato ed ora spero che tutti mantengano le loro promesse. Per quanto riguarda il Partito Democratico Veneto, certamente manterrà gli impegni presi al momento della sottoscrizione dell'intesa del 28 febbraio. È un tema trasversale, un tema dei veneti, è un tema del popolo veneto, e in quanto tale tutto il popolo veneto, con qualunque parte rappresentato, deve cercare di fare il possibile per portare a casa il risultato, quindi indipendentemente dal governo che ci sarà. Questo è un tema che nasce da una riforma costituzionale del 2001 voluto dal centro-sinistra, proprio per attuare quel rapporto alla geometria variabile all'interno del nostro paese. Noi siamo convinti che il federalismo sia un valore fondamentale.
Quindi oggi siamo qui a rinnovare la nostra disponibilità, constatando che sono stati persi 17 anni dal 2001, quando la Costituzione ha dato la possibilità di chiedere maggiore autonomia. Oggi siamo qui con grande disponibilità e con voglia di concretezza. Penso sia giunta l'ora di passare dalle parole ai fatti e di quindi avere dei risultati concreti. Avere anche una Presidente del Senato veneta probabilmente aiuterebbe anche a evitare certi scherzetti che magari si dice sì ne discutiamo però le mettiamo in calendario fra 3 anni. Io ho conosciuto la Presidente Casellati bene in campagna elettorale, avendo fatto assieme a lei le candidature nell'uninominale, e il tema in particolare dell'autonomia è stato sentito, proposto, c'è stato un impegno anche da parte sua formale, credo che sia una garanzia importante per tutti, anche proprio per vari scherzetti. La cronaca, nuovo allarme bomba stamane a Venezia per uno zainetto nero abbandonato ai piedi della statua che raffigura Carlo Goldoni nel centralissimo campo San Bartolomeo, ai piedi del ponte di Rialto. Come vedete dal video di Venezia Today, tutta l'area è stata fatta evacuare. Sul posto carabinieri e polizia municipale. L'allarme è rientrato dopo qualche ora. La borsa è stata neutralizzata dagli artificieri. Si ritiene che un turista possa aver lasciato lo zainetto per distrazione, facendo scattare immediatamente i controlli antiterrorismo. Nuovi limiti da luglio per le grandi navi in laguna. La decisione ufficializzata dalla Capitaneria di Porto con un'ordinanza. Mentre si attende il nuovo governo per sapere se le rotte alternative per le navi da crociera allo studio dell'autorità portuale diventeranno realtà, la Capitaneria di Porto ha emanato in queste ore l'ordinanza che dovrebbe diminuire del 10-15% i passaggi in bacino San Marco e nel canale della Giudecca. Le nuove limitazioni all'ingresso dei giganti del mare in laguna entreranno in vigore a scaglioni progressivi a partire da luglio. Per la prima volta i limiti non riguarderanno solo il tonnellaggio, ma una serie di parametri combinati, il tipo di propulsore, il tenore di zolfo nel carburante e il modello di carena. Non conteranno quindi solo le dimensioni, ma le emissioni e le onde prodotte. Sarà inoltre condizione necessaria per accedere in laguna l'aver firmato il protocollo di autoregolamentazione Venice Blue Flag, recentemente rinnovato da 40 compagnie di navigazione. Fino a questo momento gli unici limiti riguardavano le navi di stazza superiore alle 96.000 tonnellate, non più di una manciata in tutto il mondo. I nuovi criteri dovrebbero mettere il provvedimento al riparo dai ricorsi che già avevano portato all'annullamento da parte del TAR delle limitazioni introdotte in seguito al decreto Clini-Passera del 2012. Torniamo alla cronaca. Ladri in azione in un'enoteca di Zelarino. Il titolare ha pubblicato la foto del ladro su Facebook. Così dice: facciamo vedere di non aver paura. Un altro furto a Zelarino. Ad essere presa di mira l'enoteca Piper di via Castellana, dove i ladri sono entrati tra le 4 e le 5 nella notte tra sabato e domenica. È stato l'antifurto, quindi veniamo allarmati dal cellulare al momento, ho aperto le telecamere e ovviamente non c'era alcun elemento. Io ho fatto un giro lo stesso per di qua per il locale e ho appurato che tutti gli serramenti erano chiusi di tutto il locale, fatto salvo di quello che avevano scassinato. Dopo, successivamente, riguardando le telecamere con le forze dell'ordine durante la notte, abbiamo appurato che nel momento in cui io sono sceso lui era nascosto a qualche metro dietro il cancello. E così, una volta che il titolare è uscito, il ladro si è potuto muovere in tranquillità, sapendo anche dove mettere le mani. L'allarme però è scattato nuovamente e a quel punto i due proprietari, padre e figlio, sono tornati con la polizia, ma dei ladri non c'era più traccia. Arrabbiato, il titolare ha deciso di postare sulla pagina Facebook del locale la foto del ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'enoteca, chiedendo agli amici di condividere l'immagine per poter risalire i responsabili. Abbiamo postato su Facebook la foto di quello che si può vedere, insomma, del ladro, questo per sensibilizzare un attimino anche altre persone che hanno subito la stessa situazione. Io sono dell'idea che la videosorveglianza sui locali pubblici, sulle aziende commerciali sia fondamentale. Ingente, anche se ancora da quantificare, il bottino tra merce rubata, contanti e i danni alla struttura. Il messaggio numero uno è proprio questo, cioè non abbiamo paura di avere le antenne alte, dobbiamo in qualche modo proteggersi da soli e far sì che quando abbiamo degli elementi, come in questo caso, a disposizione, di renderli pubblici.
Due giovani sono stati arrestati dalle volanti della questura di Venezia per aver rubato a Marghera un telefonino cellulare ad una donna mentre questa si trovava alla fermata del tram. I due sono poi fuggiti. Tutta la scena è stata seguita da un passante, un bengalese, che in sella alla sua bicicletta ha seguito i malviventi fino ad un casolare abbandonato. Le indicazioni dello straniero sono state determinanti per gli agenti per bloccare i presunti ladri, i quali hanno dapprima negato il furto, ma poi si sono dovuti arrendere all'evidenza dei fatti. Il telefonino ancora acceso infatti è stato ritrovato negli slip di uno dei due malviventi. Entrambi gli indagati hanno precedenti per droga e per reati contro il patrimonio. Un altro servizio andato in onda ieri sera durante la trasmissione Le Iene aggraverebbe ulteriormente la posizione dello psicoterapeuta di Mestre. Dopo la bufera scoppiata la scorsa settimana su Muhammad Abdul Star, il medico con studio in via Milano a Mestre, la cui convenzione è stata sospesa dall'ULSS 3 Serenissima, domenica è andata in onda un'altra puntata delle Iene con altre testimonianze di donne sui presunti abusi dell'uomo, questa volta con ulteriori inquietanti dettagli. Mi ricordo che lui mi ha fatto bere quest'acqua, che però a me non sembrava proprio fosse acqua, sembrava quasi una specie di medicinale. Dopo quel sorso lo psicoterapeuta inizia a ripeterle delle strane parole. Tutto è diventato come una sorta di musica, una cantilena, io non seguivo più quello che lui stava dicendo, non riconoscevo più le parole. Alessia si sente via via sempre più strana, estremamente rilassata, quasi assente, in uno stato di dormiveglia. Non riesco ancora a spiegarmi che cosa sia accaduto. Mi trovavo veramente nella tranquillità più assoluta. Da quel momento lui mi sposta pancia in giù e mi sono ritrovata nuda, spogliata completamente e non avevo più sensibilità, soprattutto dal bacino in giù, come se fossi anestetizzata. È in quel momento che ha abusato di te? Sì, esattamente. Lui continuava a parlare, mai c'è stato un attimo di silenzio, mai. Secondo queste testimonianze sembra che l'uomo fosse in grado di renderle quasi impotenti, una specie di ipnosi. Se non ripetevo questa cantilena si arrabbiava, parlava. Poteva sembrare una cantilena? Sì. Ok. E mi sono risvegliata disteso sul divano e lui si è comportato come se non fosse successo niente, come se fosse tutto normale. Dichiarazioni su cui il legale dell'uomo non commenta. Non ho ancora avuto modo di incontrare il mio assistito e quindi di esaminare insieme quanto è emerso nel servizio di ieri sera delle Iene. Quindi al momento non ho nulla da dichiarare, neanche il mio assistito non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni. Prima di andare in pubblicità vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, per segnalarci problemi di servizi che non riuscite a risolvere. Mandate le vostre segnalazioni via WhatsApp o SMS al 351 17 55 340, via mail a redazione@antenna3.it oppure lasciando un messaggio in segreteria telefonica. Il numero lo vedete allo 042202 30898. Lasciate anche una piccola descrizione di quello che è il problema e un vostro numero di telefono. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di un compleanno speciale veneziana. La ragazza del Piper, Patti Pravo, compie oggi 70 anni. Compie 70 anni ma resta la ragazza del Piper. Ribelle fin dall'infanzia, la veneziana Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo ha oltre 50 anni di carriera alle spalle, con canzoni che hanno fatto sognare e innamorare più di una generazione, dal Piper alla Bambola, e chi non ricorda le sue esibizioni provocatorie sul palco di Sanremo. Tu mi fai girare come fosse una bambola. Poco più di un mese fa ha portato il concerto evento nella sua Venezia, al Teatro La Fenice, per celebrare gli oltre 50 anni di successi.
Da ragazzina Patti Pravo ha lasciato le calli veneziane per volare a Londra, ma è Roma ad accogliere i suoi primi successi con il debutto nel celebre locale romano. Biondo platino, stivaloni di vernice nera sopra il ginocchio, cantava Ragazzo triste, il suo primo singolo. Poi il successo internazionale con La Bambola. Gli anni 70 sono quelli di pazza idea e pensiero stupendo. 110 milioni di dischi in 50 anni. Un mito vivente, anche se lei continua a dire sono la persona più normale che conosco. Buon compleanno! Siamo allo sport, basket, un altro successo per i ragazzi di coach Del Raffaele rientrati da Reggio Emilia con la vittoria non poco sudata. Innanzitutto devo fare i complimenti alla mia squadra perché sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura contro una squadra di qualità che gioca bene e così è stato. Quindi credo che i giocatori si siano meritati questa vittoria. L'Umana Reyer rientra da Reggio Emilia con un 76-81 mantenendo il secondo posto in classifica e rispondendo alle vittorie di Milano e Brescia. Abbiamo impattato molto bene la partita, giocando un primo quarto offensivamente direi di alto livello, però come spesso ci succede quando facciamo tanto canestro ci dimentichiamo che invece poi bisogna anche difendere, infatti subito a ruota è venuto un secondo quarto molto modesto, per merito comunque assolutamente di Reggio Emilia, ma guardando la mia squadra questa è una cosa che ci succede spesso, ci specchiamo un po' nel fatto di aver fatto canestro perché certamente abbiamo la possibilità di giocare a 90 punti, ma invece nel terzo e quarto quarto è stata una partita molto più dura. Ma alla fine il risultato è arrivato con grande soddisfazione per gli Orogranata. Mi è piaciuto molto la voglia, l'ho detto anche ai ragazzi, la voglia di sacrificarsi in un campo, ripeto, una partita importante per tutti, una partita difficile e questa è una cosa che dobbiamo portarci dietro perché non sempre, soprattutto fuori casa, si riesce a fare ciò che si ha in testa e ci deve essere la capacità di adeguarsi, che sia offensivamente che sia difensivamente, ma il sacrificio da parte di tutti è stato un sacrificio importante perché portiamo a casa una vittoria altrettanto importante. Vi ricordo 2 appuntamenti con la nostra programmazione, puntuale torna a 20:10, si parlerà delle elezioni comunali a Treviso insieme a Said Caibi di Coalizione Civica per Treviso. A seguire poi torna alle 21:15 Ring, si parlerà di accoglienza dei migranti, degli affari d'oro per l'accoglienza dopo l'inchiesta di Fanpage. Se ne parlerà in studio insieme a Roberto Marcato della Lega, Nicola Talmi della CGIL, a Roberta Polese del Corriere del Veneto e a Roberto Tuninetti, dirigente di Cooperativa Sociale. E poi collegamenti in diretta con i cittadini di Cona. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo ancora spiccatamente instabile sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di martedì 10 aprile. Sul Veneto una perturbazione atlantica porterà ancora un intenso maltempo con piogge e anche locali temporali possibili un po' ovunque e anche di moderata intensità. Fenomeni comunque alternati a delle schiarite. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 19 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui a prevalere sarà l'instabilità con precipitazioni temporalesche diffuse. Non mancheranno comunque alcune pause più soleggiate. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 13 e 18 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la situazione, anche qui sarà instabile con piogge sparse ma frequenti, alternate a delle pause più asciutte e soleggiate. Generale miglioramento entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, i valori massimi invece si attesteranno intorno ai 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.